Il programma di sviluppo rurale Veneto 2014-2020 fa parte della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva del settore rurale. Sono 1 miliardo e 561 milioni i fondi stanziati dall'Unione Europea, dallo Stato italiano e dalla Regione del Veneto per raggiungere le 6 priorità per lo sviluppo del settore rurale. In Veneto, su 61.138 imprese agricole, 2.757 sono biologiche. Gli operatori biologici, comprese anche le realtà che trasformano e distribuiscono, sono complessivamente 3.808. Gli ettari di tutta la superficie agricola utilizzabile del Veneto sono 781.633. Di questi, il comparto biologico ne occupa il 5,9%. Il PSR Veneto ha destinato complessivamente al comparto biologico 120 milioni di euro, pari al 12,8% di tutte le risorse concesse dal programma. Se nel 2015 sono stati stanziati 21,8 milioni per la conversione e il mantenimento di pratiche biologiche, nel 2021, grazie ai fondi europei, le risorse sono quasi triplicate, raggiungendo quota 58,8 milioni. Alla fine del 2021 sono stati 2.696 gli operatori biologici veneti che hanno usufruito del sostegno del PSR, pari all'11% di tutti i beneficiari del programma. In particolare, con la misura dedicata alle pratiche biologiche, il PSR ha sostenuto il 30% dei produttori biologici regionali e ha contribuito ad introdurre quasi 300 nuove aziende bio. La misura, inoltre, ha permesso di attuare pratiche biologiche su 11.256 ettari, il 24,5% della superficie biologica regionale. Per la conversione e il mantenimento del biologico, la Regione del Veneto ha finora liquidato 36,4 milioni di euro, pari al 62% dei fondi disponibili. Le risorse destinate alla specifica misura per il biologico hanno sostenuto principalmente la coltivazione di mais e frumento, la viticoltura e la coltura dei frutteti.